Qualcuno a Roma fa lo scaricabarile, mettere le regioni sul banco degli imputati per la gestione della campagna vaccinale è inaccettabile. Così il presidente Fedriga all'inaugurazione del centro per le somministrazioni del siero a Udine. Assalto alle farmacie questa mattina in occasione dell'avvio delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid per le persone da 75 a 79 anni. Intoppo al sistema informatico poi risolti, quasi 17.000 adesioni in 4 ore. Il picco dei contagi è stato superato in Friuli Venezia Giulia, parola dell'esperto, il numero di nuovi casi rimane elevato, migliora l'RT che potrebbe diventare determinante per il colore con il nuovo DPCM. L'amministratore delegato di Eurotex Siagri ha rassegnato le dimissioni, su LinkedIn parla di pausa sabbatica, il CDA ha attribuito le deleghe per la gestione della società al presidente Mapelli. Mai una laguna così secca come quest'anno a Marano, natanti arenati, fuggi di diportisti che abbandonano il posto barca e anche la cantieristica navale ne risente, dito puntato contro i mancati dragaggi. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Questa mattina a Roma in Parlamento il Premier Draghi tirava le orecchie alle regioni per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, più o meno in contemporanea, per cui nessun riferimento diretto a Udine. Il presidente della regione Fedriga difendeva a spada tratta le regioni, inaccettabile che vengano messi sul banco degli imputati. Questo nel capoluogo friulano in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale. Vediamo. Mentre in Senato Mario Draghi rimproverava le regioni per le differenze nell'attuazione del piano vaccinale tra territori e nel caso di alcune per aver trascurato nelle somministrazioni gli anziani in favore di altre categorie, a Udine, davanti al nuovo centro vaccinale, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, difendeva le regioni dagli attacchi subiti negli ultimi giorni, riferendosi non al Premier ma al ministro Speranza. Inaccettabile che le regioni, sulle cui gambe va avanti la campagna vaccinale, vengano messe sul banco degli imputati, ha detto Fedriga, definendo queste polemiche umilianti per il personale che quotidianamente opera tra tante difficoltà e con grandi sforzi. Rispetto alle polemiche che leggo in questi giorni, io voglio ricordare che la campagna vaccinale sta andando avanti di fatto esclusivamente sulle gambe delle regioni. Questi centri sono fatti dalle regioni. Il personale di fatto è esclusivamente regionale. A livello nazionale, ha spiegato, delle 300 unità promesse ne sono arrivate 50 a fronte di un fabbisogno di 600. Abbiamo fatto noi tutta la parte logistica, quello che ci viene garantito a livello nazionale è l'arrivo dei vaccini, sempre che ne arrivino a sufficienza. Tutto il resto è fatto dalle regioni, quindi mettere sul banco degli imputati le regioni, dopo lo sforzo che continuano a fare, malgrado le 1000 difficoltà, pensiamo alle richieste che abbiamo fatto di modifiche legislative per la semplificazione della somministrazione dei vaccini, dal consenso informato in poi, mettere sul banco degli imputati le regioni e mi sembra che sia qualcuno che da Roma cerchi di fare lo scaricabarile. Bisogna capire che quel qualcuno. Io lo farò presente alla conferenza delle regioni perché penso che sia inaccettabile la continua umiliazione di tutto il personale che nelle regioni sta lavorando, perché è grazie a loro che la campagna vaccinale è iniziata e va avanti. Se aspettavamo quello che arrivavamo da Roma, oggi eravamo ancora qua a decidere probabilmente come iniziare. Il presidente ha quindi auspicato che eventuali nuove restrizioni da mettere in atto a contrasto della pandemia vengano decise dal governo solo dopo il confronto con la conferenza delle regioni. L'assessore lombarda Moratti ha avuto almeno la decenza di chiedere scusa, qui invece si attacca chiunque in questi mesi abbia osato una proposta o una critica. Desta sconforto e sconcerto l'autoassoluzione del presidente Fedriga e dell'assessore Riccardi per i record di contagi e morti. Lo afferma il membro della commissione paritetica Stato-Regione Salvatore Spitaleri nel giorno in cui, aprendosi in regione le agende per la vaccinazione delle persone vulnerabili, l'assessore Riccardi ha dichiarato che il sistema sta rispondendo bene. Anche in Friuli Venezia Giulia vanno fatte scuse ad anziani e categorie sensibili perché, spiega Spitaleri, davvero non tutto ha funzionato al meglio. Si diceva dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale di Udine alla fiera. Vediamo.
Un nuovo centro vaccinale di massa è operativo da oggi nel padiglione 8 di Udine Gorizia Fiere e a Torreano di Martignacco, con 14 postazioni per l'accettazione e 18 per la somministrazione. Nel nuovo centro si potranno inoculare circa 2000 dosi vaccinali al giorno. 600 gli appuntamenti programmati per oggi, 1.000.000 per domani. L'obiettivo è di vaccinare 7 giorni su 7. Tutto il sistema organizzativo che è stato testato nel corso di queste settimane, a partire da Cividale, poi Tolmezzo, poi Codroipo, e proseguirà nel fine settimana la Tisana, ci consente di arrivare ad una organizzazione che è quella che abbiamo visto. Quindi un lavoro importante e speriamo che le persone siano contente e soprattutto speriamo che il sistema sanitario riesca a dare quelle risposte con un anno alle spalle di fatica come quella che stiamo tenendo, ma questo è il passo fondamentale, quell'ultimo miglio che noi dobbiamo fare sulla campagna vaccinale, sperando che la conferma delle programmazioni delle agende sia puntuale e tale da consentirci di programmare tutta quell'attività che ieri abbiamo spiegato si svolgerà per tutta l'area della vulnerabilità e in più dell'area al momento 79-75 anni. E andiamo allora a sentire la voce delle persone che questa mattina si sono presentate al centro vaccinale di Udine, tra queste anche il sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini. Abbiamo incontrato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per l'esecuzione del vaccino anti-Covid. Sì, oggi ho fatto la prima dose del Pfizer e io appartengo purtroppo a una categoria a rischio, non perché sono sindaco, ma perché ho una malattia, una patologia che mi classifica in questa fattispecie. Stamattina ho fatto la prenotazione tramite la mia farmacia e subito ho ricevuto la disponibilità, perché sappiamo che per fronteggiare il coronavirus bisogna vaccinarsi e questo è l'invito che faccio anche a tutti i cittadini, magari a chi ha ancora qualche dubbio, ma penso che siano pochissimi, per venire a vaccinarsi e prenotarsi. L'ho già finito, prima e seconda fase. Anche lei ha fatto la? Prima dose, sì. Prima dose, era una cosa da fare. Ma è andata benissimo, sono stati veloci, io ho prenotato stamattina alle 8:30 e alle 9:35 ero già qua. Passata mezz'ora mi hanno già vaccinato, non ho sentito niente, quindi sono molto contento. Io ho avuto dei problemi oncologici per cui risulto tra i precoci, non per l'età chiaramente. Io ho fatto il richiamo adesso, cioè la seconda dose, sto più tranquilla adesso. Sì, era un desiderio quello di vaccinarsi per poter essere un attimino più sereni, poter uscire con più tranquillità e anche riabbracciare i nipoti. I nipoti li vede ma non li può abbracciare, adesso con il vaccino potrà riprendere una vita un pochino più normale. E come ci hanno detto alcune delle persone intervistate, proprio oggi sono state aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid a favore delle persone fragili e delle persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni. C'è stato un vero e proprio assalto a Coop Call Center e soprattutto alle farmacie. Vediamo com'è andata a Udine. Si vaccinerà lunedì, è contenta? Orpo? Soddisfattissima. La fase 3 della campagna vaccinale anti-Covid per i soggetti fragili e le fasce d'età 75-79 anni ha visto fin dalle prime ore del mattino un boom di prenotazioni con code fuori dalle farmacie. Riusciti a prenotare una quarantina di pazienti, soprattutto i pazienti fragili, cui tutte le prenotazioni o quasi stamattina erano per oggi o per domani e quindi erano tutti molto contenti. C'era la coda fuori stamattina dalle 7:30. C'è un momento di blocco proprio perché c'è un sovraccarico evidentemente di prenotazioni. Tanto si riapre, quindi le persone aspettano ancora. Ci tenevo perché insomma un po' di paura ce l'ho, quindi preferisco farlo insomma. Sono di Udine. Posso chiedere l'età? 76. Cosa significa per lei fare il vaccino? Tranquillità. Ha la possibilità di prenotarsi oggi? Perché sono diabetico. Fondamentalmente è un sistema di sicurezza, un sistema di anche, speriamo, di libertà. E soprattutto anche pensare a tutti gli altri, non solo a noi, no? L'importante è farlo. Io il Covid l'ho avuto e sì, non è una passeggiata di salute.
E adesso andiamo a vedere come sono andate le cose a Pordenone, anche qui qualche problema con il sistema informatico risolto in tarda mattinata. È partita anche a Pordenone la prenotazione nelle farmacie per il vaccino anti-Covid, ma molte persone sono rimaste deluse. Il sistema informatico infatti è collassato. I farmacisti non hanno potuto effettuare le prenotazioni e hanno chiesto alla clientela di ritornare. Come mai lei qui in farmacia? Per prenotare un appuntamento per il vaccino per una mia parente. E com'è andata? Il sistema è bloccato e non si sa quando si potrà prenotarlo. Ho telefonato prima al CUP, risultava occupato, poi ho parlato col mio medico e il mio medico di base mi ha consigliato di venire in farmacia. Sono venuta qui in farmacia, infatti ho fatto la richiesta, diciamo che era andata abbastanza bene quando nel momento in cui doveva dare l'ok la rete si è bloccata. Nella tarda mattinata poi i collegamenti informatici sono stati ripristinati e le prenotazioni sono ripartite. Sì, sono riuscito e farò l'AstraZeneca. Ha paura di farlo, visto le notizie dei giorni scorsi? No, sono tranquillo. Ho avuto sempre fiducia nella medicina. Signora, lei è riuscita a prenotarsi? Che vaccino farà e quando lo farà? Non so quale, perché devo compilare questo modulo per vedere in che situazione generale mi trovo. Se c'è qualche allergia, il medico che fa le vaccinazioni decide che tipo di vaccino adoperare. Quando lo farà e dove lo farà? Il 5 di aprile in fiera. È contento di fare il vaccino? Contentissimo, non vedo l'ora, perché mi piace essere libero. E allora l'avete sentito, qualcuno ha prenotato stamattina e poi a distanza di poco tempo è riuscito a effettuare la somministrazione, qualcun altro è stato un po' meno fortunato a causa di intoppi al sistema informatico. Naturalmente c'è stato un sovraccarico del sistema, pensate che solo nelle prime 4 ore di attivazione della possibilità di potersi prenotare sono state quasi 17.000 le prenotazioni effettuate. Andiamo adesso a vedere il bollettino con l'aggiornamento della situazione Covid. 20 oggi in Friuli Venezia Giulia le persone decedute. Su 8.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 528 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,92%. Su 4.074 test rapidi antigenici sono stati rilevati 234 casi, 5,74%. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 80, quelli in altri reparti sono 634. Le persone in isolamento oggi sono 16.026. E insomma pare che il picco dei contagi in Friuli Venezia Giulia sia stato superato e quanto dice l'esperto, dati alla mano. Abbiamo interpellato Clementina Sasso, che è uno dei ricercatori indipendenti guidati dal professor Spada, che a livello nazionale analizzano quotidianamente l'evoluzione della pandemia. Per quanto riguarda la nostra regione, il numero di contagi resta ancora alto, da zona rossa, insomma. Migliora invece l'RT, che potrebbe avere un ruolo ancora più importante nella definizione della fascia di rischio, del colore delle regioni in vista del nuovo DPCM. Il picco è stato raggiunto e lo si vede principalmente dalle variazioni percentuali, il valore che insomma vi ho sempre presentato, che va a guardare la differenza tra il contagio di questa settimana e della settimana passata. Siamo arrivati a valori negativi, quindi insomma vuol dire che il contagio di questa settimana, il numero di contagiati è minore di quello della scorsa. Quindi, visto che il contagio va così in tutta Italia e si sta raggiungendo il picco man mano anche nelle regioni più colpite, come appunto il Friuli, crediamo veramente che questa terza ondata stia insomma evolvendo per noi in positivo per tutta la nazione, insomma. Al momento diciamo che rispetto al valore dell'RT, per cui ci aspettiamo un calo a breve, poi non era così elevato, era 1,35, 1,36 se non mi sbaglio, rispetto al limite di 1,25 che pone una regione in zona rossa,
quindi probabilmente anche in un tempo di 2 settimane potrebbe calare. Quello che preoccupa di più è il numero di contagiati, perché siamo intorno ai 400 e quindi insomma per arrivare a 250 credo che ci potrebbe mettere anche intorno ai 10-15 giorni. E gli ospedali restano ancora sotto pressione, questo per il gran numero di malati Covid da assistere. A fare il punto della situazione nei vari reparti è il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Braganti. La situazione pare migliorare, dottore, in questi ultimi giorni, però la pressione sugli ospedali rimane importante. Assolutamente sì, ancora abbiamo moltissime richieste di posti letto di malattie infettive e di terapia intensiva. Purtroppo, anche se siamo in zona rossa, continuiamo a vedere dei comportamenti non proprio virtuosi nella cittadinanza, per cui rinnovo l'invito a massima attenzione per poter permettere di ridurre quella che può essere la capacità del contagio di potersi sviluppare ulteriormente. Specialmente ai giovani e ai ragazzi che in giornata in questa maniera, con la voglia di aggregazione, magari allentano un po' l'attenzione, tirando giù la mascherina, magari non dico per fumare la sigaretta, ma per bere qualche bicchiere, e questo può aumentare quella che è la pericolosità del contagio, non solo per loro ma per i familiari, e di conseguenza poi la richiesta di accesso all'ospedale. Purtroppo la velocità con cui sta viaggiando il contagio, specialmente in questa che ormai chiamano terza ondata, è estremamente rilevante. Ecco, per quanto riguarda invece gli altri reparti, il Santa Maria della Misericordia di Udine, che tipo di riduzione ha come operatività normale? Quello, come è apparso sulla stampa, praticamente abbiamo ridotto tutti gli interventi se non quelli urgenti, proprio per liberare risorse da poter convertire nelle variazioni, dalle vaccinazioni al contact tracing e all'assistenza a pronto soccorso, reparti o terapie intensive. La pandemia è un evento straordinario come lo sono stati la Seconda Guerra Mondiale e il terremoto. In questi momenti, quando l'intero sistema sociale subisce uno shock, ogni comunità politica è chiamata a uno sforzo speciale per immaginare il suo futuro in uno scenario del tutto nuovo. E questa la filosofia alla base della scelta di istituire il tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, un percorso di confronto tra le forze politiche del Consiglio regionale che prenderà il via domani alle 14:30 con una prima seduta nell'aula del Consiglio regionale alla quale parteciperanno anche il Presidente della Regione Fedriga e gli assessori delegati Pierpaolo Roberti e Barbara Zilli. Ed ora un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla luce una maxi frode fiscale tra Veneto e Friuli. La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito su disposizione della Procura di Pordenone 4 arresti per riciclaggio ed emissione ed utilizzo di fatture false nell'ambito di una maxi frode fiscale internazionale avviata nel porto gruarese nel settore del commercio di rottami di ferro e di bancali di legno. 3 soggetti sono finiti in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Nell'ambito dell'operazione sono state effettuate dalle Fiamme Gialle 11 perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Udine ed è stato disposto il sequestro di denaro e beni per 10 milioni di euro. L'indagine è scaturita da una perquisizione a casa di uno degli indagati, il quale, durante le operazioni dei finanzieri di Portogruaro, aveva tentato di disfarsi di un hard disk e di uno smartphone. Dall'analisi dei dispositivi è emersa l'attività di un sodalizio criminale del Veneto orientale, dedito al riciclaggio di denaro, frutto di evasione fiscale, con la compiacenza della criminalità cinese in Veneto. I membri dell'organizzazione si rendevano disponibili a ricevere ingenti quantità di denaro da imprenditori italiani su conti correnti esteri di società dell'Est Europa intestate a prestanome. A questo scopo le cartiere mettevano fatture di comodo nei confronti delle aziende nazionali per giustificare formalmente e contabilmente i trasferimenti di fondi all'estero come pagamenti di operazioni commerciali in realtà del tutto fittizie. Una volta accreditati sui conti esteri, i capitali venivano immediatamente trasferiti con bonifico presso una banca di Shanghai in conti correnti di fiancheggiatori dell'organizzazione. La criminalità cinese ha così potuto esportare ingenti quantità di capitali. Il giro d'affari supererebbe i 60 milioni di euro. A margine dell'indagine sono stati ricostruiti, a carico di uno degli indagati, 2 ulteriori meccanismi di evasione, uno con lo scostamento, solo cartolare, dei dipendenti di sue aziende in una società con sede formale a Malta, creata per favorire l'evasione contributiva.
l'altro con la creazione di un sistema di fatturazione false volto alla creazione di costi e crediti IVA fittizi con un'evasione ai fini delle imposte dirette per circa 4 milioni e di IVA per ulteriori 800.000 euro. 100 kg di rame è il bottino di un furto messo a segno negli spazi dell'ex fonderia di Sedegliano, realtà ormai non più attiva dal 2020. I malviventi si sono introdotti negli spazi produttivi e hanno rubato una gran quantità di cavi. A scoprire il furto il responsabile dell'area che ha denunciato il fatto ai carabinieri. L'amministratore delegato di Eurotech, Roberto Siagri, questa mattina ha rassegnato inaspettatamente le dimissioni con efficacia immediata. Su LinkedIn Siagri ha spiegato che sfrutterà questa pausa sabatica per scrivere un libro, approfondire le sue conoscenze, dedicarsi ad alcuni impegni come conferenziere. Il CDA della società di Amaro, specializzata nella ricerca, nello sviluppo di computer miniaturizzati e di PC ad elevate prestazioni, ha già avviato l'iter per individuare in tempi ristretti un nuovo amministratore delegato da nominare per cooptazione. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione dell'azienda, quotata nel segmento Star, ha attribuito ad interim le deleghe per la gestione della società al presidente Patrizio Mapelli. L'ex caserma Cavarzerani di Udine è Covid-free da qualche giorno e resta il luogo principale di accoglienza per i migranti provenienti dalla rotta balcanica. Libera da ospiti la ex caserma Meloni di Tarvisio, mentre la foresteria del castello di Tricesimo terminerà definitivamente la sua funzione di ospitalità a partire dal 1° maggio. Continuano i rintracci di migranti in provincia di Udine. Si tratta di piccoli gruppi, se non addirittura di singole persone che vengono segnalate in prossimità della ex caserma Cavarzerani nel capoluogo friulano. Un minorenne del Bangladesh di 17 anni è stato rintracciato ieri pomeriggio in via Ronchi dai carabinieri. Avviato a triage e quarantena fiduciaria, è stato accolto in una struttura per under 18. Libera invece da qualche giorno la ex caserma Meloni di Tarvisio, che è arrivata ad accogliere fino a una trentina di migranti. Di recente era stata rilevata la positività in 8 ospiti che sono stati immediatamente allontanati. L'edificio al momento è vuoto, spiega il sindaco Renzo Zanette, seppure rimane sempre nelle disponibilità della prefettura per l'eventuale accoglienza di altri migranti. Sono circa 35 invece i cittadini stranieri provenienti dalla rotta balcanica ancora alloggiati nella cosiddetta Casa degli Esercizi del Castello di Tricesimo. In base a un accordo stipulato con la Curia Udinese, dal 1° maggio prossimo il castello sarà affidato in comodato al comune di Tricesimo. Lo spiega il sindaco Giorgio Baiutti. Non sarà più utilizzato per l'accoglienza dei migranti, sarà sanificato e pensiamo già di organizzare 2 eventi nel giardino esterno per quest'estate. Terminata infine la zona rossa, la ex caserma Cavarzerani di Udine. Dopo la chiusura del centro di Castellerio, l'hotspot di via Cividale nel capoluogo friulano resterà quindi il principale luogo per l'accoglienza dei migranti. Siamo molto soddisfatti per l'ampissima condivisione dimostrata oggi dal Consiglio regionale nell'approvazione del disegno di legge 120 che ha modificato la legge regionale 14 del 2015. Le ingenti risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione Europea avranno un grande impatto anche sul nostro territorio. Con questo provvedimento abbiamo posto le basi giuridiche per guardare con positività alla programmazione europea 2021-2027. Lo ha affermato l'assessore alle finanze Barbara Zilli durante la discussione del disegno di legge 120. Le risorse del REACT-EU, della programmazione 21-27 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovranno essere integrate con quelle che potranno essere messe in campo direttamente dalla Regione, ha spiegato Zilli. È necessario però un cambio di passo e di mentalità, guardando principalmente a progettualità strutturate in grado di avere ricadute fondamentali per il nostro territorio e al contempo di rispettare regole e tempistiche strette imposte in particolare dall'Unione Europea.
Dobbiamo cercare tutti quanti assieme, facendo anche uno sforzo di proiezione, di uscire dalla logica dell'ordinarietà piuttosto che dell'emergenza, per avere uno sguardo al futuro una volta che sarà terminata la pandemia. Lo ha detto oggi il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot, aprendo l'assemblea annuale incentrata sulle sfide strategiche della ricostruzione post-Covid a livello locale. Favot ha spiegato che questo sguardo consentirà di ripensare le nostre comunità e il loro sviluppo per dare risposte adeguate e in tempo reale alle esigenze dei cittadini. Mai una laguna così secca come quest'anno a Marano, natanti arenati e poi il fuggi dei diportisti che abbandonano il posto barca. Anche la cantieristica navale locale ne risente, al pari di turismo e pesca, tutto a causa dei canali che non vengono dragati dal 2015. Allarme ancora una volta per la laguna in secca a Marano. Se è vero che tra fine febbraio e fine marzo ogni anno si registra per ragioni climatiche un forte picco di bassa marea, nel 2021 il fenomeno risulta ancora più accentuato, in particolare a Porto Maran, 500 i posti barca, dove c'è un vero e proprio fuggi dei clienti, alcuni dei quali hanno annullato il contratto o si sono rifiutati di pagare l'ormeggio. Il motivo è l'impossibilità di muovere i natanti, molti dei quali sono di fatto appoggiati sulla sabbia. Un problema che si trascina ormai da anni e che è diventato critico, dice il sindaco Mauro Popesso, compromettendo l'economia tutta di un paese che si basa sull'acqua. Le cause sono i mancati dragaggi dei canali che non vengono eseguiti dal 2015, sebbene la regione abbia messo a disposizione 2,6 milioni di euro. Gli intoppi si susseguono a danni di pescatori, degli operatori turistici e dei cantieri navali. Lo conferma Igor Regeni, presidente del Consorzio Nautico di Marano. Abbiamo dovuto rinunciare alla barca a vela, spiega, perché hanno un pescaggio maggiore rispetto ai natanti più piccoli, ma i mezzi leggeri cominciano ad avere problemi, costringendoci a cercare soluzioni sempre diverse per rimanere a galla. La laguna si sta appiattendo, entra nel dettaglio il sindaco. Non c'è più ricambio d'acqua, che penalizza fortemente la vita animale e vegetale di questo delicato ecosistema. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Subito dopo il TG vi ricordo l'appuntamento con le notizie dal mondo dello sport in Friuli. Si parlerà delle variazioni di calendario dell'Udinese stabilite oggi dalla Lega di Serie A, del Pordenone di Serie D e di Canoa. Subito dopo, come sempre puntuale, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. È davvero tutto per questa edizione. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.